Buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Ancora ingressi di clandestini in Friuli Venezia Giulia. Questa notte a Trieste sono stati fermati 92, 41 dalla Polizia di Frontiera e 51 dalla Polizia di Mare. Anche in provincia di Udine i carabinieri di Palmanova sono intervenuti per una trentina di migranti rintracciati a San Giovanni al Natisone. Rintracci anche a Udine da parte della Polizia di Stato. Gli agenti hanno individuato una ventina di cittadini stranieri, per lo più sudanesi e un eritreo. Sono stati segnalati dai passanti mentre stavano camminando lungo Viale Palmanova. Sono stati tutti portati all'ex caserma Cavarzerani, avviati a triage e quarantena fiduciaria. Su segnalazione di un cittadino, la polizia locale di Monfalcone, con l'ausilio dell'azienda sanitaria, si è recata nella sede di un ristorante gestito da titolari cinesi. La segnalazione evidenziava forti odori provenienti dal ristorante e dalla corte retrostante. All'arrivo del personale in divisa, 2 pakistani che operavano senza regolare contratto e sprovvisti di documenti si sono dati alla fuga. Sono stati identificati, denunciati per resistenza e mancanza di documenti al seguito. Il locale si presentava con gravi carenze igienico-sanitarie. Rifiuti abbandonati indistintamente sono stati rinvenuti nella corte retrostante il ristorante. Escrementi di animali e di insetti morti sono stati ritrovati dietro i congelatori a pozzo e sulle scaffalature di arredo. Viste le evidenze, l'azienda sanitaria ha provveduto alla chiusura dell'attività sino alla rimozione delle carenze evidenziate. È morto a 6 giorni dall'incidente stradale verificatosi a Ribis di Reana del Roiale Guido Dri, conosciuto a Udine in quanto gestore di un bar ricevitoria in via Colugna. Lunedì, quando si era ribaltato con la sua Fiat Panda, le sue condizioni erano apparse subito gravi ed era giunto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Nella serata di ieri è sopraggiunto il decesso. Incidente questa mattina attorno alle 7 ad Arta Terme. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma di una vettura. Il conducente è uscito da solo dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo, l'elisoccorso che poi lo ha trasportato all'ospedale e i carabinieri della radiomobile di Tolmezzo per rilievi e viabilità. Si è tenuto presso la sede dell'Interporto di Gorizia della SDAG il tavolo di lavoro riguardante la collaborazione logistica in Friuli Venezia Giulia tra le varie realtà sia pubbliche che private. Un'ottima occasione di confronto nell'ottica dello sviluppo della piattaforma logistica regionale. Tra le cose emerse, anche lo sviluppo di SDAG per il miglioramento dei servizi nel settore della gomma. Si è tenuto presso la SDAG di Gorizia il secondo incontro del tavolo di coordinamento per la logistica regionale, una serie di incontri fortemente voluta dall'assessorato ai trasporti e alla logistica con la presenza dell'assessore Pizzimenti e con i maggiori player della regione, pubblici e privati. Già dal primo e secondo incontro gli operatori stessi mi hanno detto che ci sono stati grandi sviluppi, soprattutto hanno cominciato a parlare tra di loro, hanno cominciato a dire che cosa è giusto fare non per se stessi ma per il sistema Friuli Venezia Giulia, ed è questa l'idea, l'iniziativa che serve a me, ma non a me come assessorato, ma serve al territorio. Il presidente dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, nel suo intervento ha detto tra le altre cose quanto sia importante essere da subito presenti nelle più importanti manifestazioni fieristiche del settore. Poi c'è un altro elemento, io ho sempre pensato che la fiera sia un grande luogo in cui si imparano tante cose, in cui si vede quello che fanno anche i concorrenti e quindi in qualche modo si cerca di anticiparli e poi si creano relazioni personali che sono poi il sale anche dello sviluppo del business. Stiamo cercando finanziamenti per riproporre e riqualificare altre aree all'interno di SDAG che purtroppo negli anni sono state lasciate un po' a se stesse, per cui cerchiamo di rinnovare completamente il parco di SDAG per dare dei servizi migliori anche per quello che riguarda tutto il settore della gomma. Anche quest'anno la sezione di Butrio dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia ha commemorato la battaglia del solstizio con la deposizione di una corona d'alloro innanzi al monumento ai caduti e l'omaggio di un mazzo di fiori alla statua della patrona Santa Barbara. La battaglia del solstizio fu l'ultima offensiva condotta dall'esercito imperiale contro l'Italia.
All'alba del 15 giugno gli austriaci sferrarono un massiccio attacco alle posizioni italiane sulla linea del Piave, offensiva a cui il nostro esercito seppe opporsi con fermezza e coraggio. A ricordare la battaglia, la sezione di Butrio dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. La cerimonia presentata dal presidente della sezione, il cavaliere Franco Gervasio, ha visto la partecipazione anche del sindaco Eliano Bassi, del consigliere regionale Mauro Di Bert e, tra gli altri, anche del vicecomandante della brigata Alpina Giulia, il colonnello Enzo Ceruzzi. Dopo l'alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale innanzi il monumento ai caduti, il ricordo di quella battaglia in cui perse la vita anche l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca. Un ulteriore passo avanti per la valorizzazione e la fruizione delle rive del lago di Cavazzo Carnico con un nuovo itinerario nel verde. Anzi, di passi tra natura e relax il Comune ne ha fatti molti di più insieme a Federsanità e all'azienda sanitaria. Vediamo. Oggi noi inauguriamo questo percorso che si chiama 10.000 passi. È un progetto molto semplice però di un'efficacia estrema, ovvero il progetto consiste nel creare un percorso in zone altamente frequentate dove le persone possono svolgere un'attività fisica che non è, un'attività fisica che comporta difficoltà di percorsi, ma sono percorsi agevolati che nascono proprio per riuscire a far fare quello che è un indice di salute, ovvero fare 10.000 passi, che sono lo standard per cui una persona dovrebbe trovare un equilibrio psicofisico ideale. Noi oggi a Cavazzo realizziamo questo progetto, è un progetto che è ambizioso, che ci vede proprio insistere su questa zona che era completamente degradata, creare un percorso attrezzato per riuscire a fare 10.000 passi, ma anche per fare un riposino, e quindi è stato attrezzato con delle panchine, con dei cartelli indicatori, e quindi è un primo passo per valorizzare questa sponda nord del lago di Cavazzo. Il contesto è un contesto facile, molto ben raggiungibile e soprattutto fruibile 24 ore su 24, perché oggi questo percorso è un percorso molto sicuro. È fruibile tutti i giorni dell'anno perché le condizioni climatiche sono favorevoli, e quindi questo è un primo passo per una valorizzazione di un luogo che è il posto per noi che merita di essere valorizzato, ma non perché lo vogliamo noi, perché siamo andati a intercettare quello che è invece la richiesta delle persone. Nelle prove di ritorno alla normalità, in atto dal 1° maggio, si inserisce anche il mondo delle crociere con MSC molto attiva. Alle navi già salpate nelle scorse settimane da Genova e Savona se ne aggiungeranno nel corso dell'estate altre con partenza da Trieste. Il 12 giugno sarà la volta di Splendida, dal 16 giugno toccherà Costa Luminosa e il 20 giugno Magnifica, tutte destinate a solcare il Mediterraneo orientale. Apriamo ora la pagina degli spettacoli. Far East Film Festival, Vicino Lontano e Mittelfest, 3 eventi internazionali che lavorano sulla ripartenza degli spettacoli dal vivo. Il calendario degli appuntamenti nel servizio di Ivano Mattiussi. Far East Film Festival, Vicino Lontano e Mittelfest sono 3 eventi internazionali che lavorano in collaborazione sull'accorciare gli spazi delle relazioni umane e sul portare nella nostra regione attraverso il cinema gli spettacoli dal vivo, i dibattiti e le testimonianze su quello che accade negli altri mondi della Terra. Ma come si può continuare ad esplorare ciò che succede nel mondo quando il mondo improvvisamente si interrompe? Come si può continuare a raccontare la globalità quando una pandemia stabilisce nuove distanze, nuove chiusure e nuove separazioni, tutti temi in dibattito per far fronte ai quali i dirigenti dei 3 festival, Sabrina Baraccetti, presidente di Far East Film, Paola Colombo, omologa di Vicino Lontano, e Giacomo Pedini, neodirettore artistico di Mittelfest, si sono dati appuntamento al Cinema Visionario di Udine per ripercorrere le traiettorie prescelte per guardare avanti e salutare la ripartenza delle attività dopo un anno difficile. Far East Film Festival, edizione 23, con una locandina di 63 film selezionati da 11 paesi
dell'estremo oriente sullo slogan Moving Forest, andando avanti, si svolgerà infatti fra Teatro Nuovo e Visionario di Udine dal 24 giugno al 2 luglio, mentre Vicino Lontano con Premio Terzani edizione 17, kermesse di incontri, dibattiti, conversazioni, conferenze, lezioni, mostre, spettacoli e proiezioni centrate sulla parola chiave distanze, è in programma sempre a Udine dal 1 al 4 luglio, con sede principale la chiesa di San Francesco. Mittelfest 2021, kermesse multidisciplinare di teatro, musica e danza, giunto alla 30ª edizione, è invece in programma a Cividale dal 27 agosto al 5 settembre. Abbiamo assaggiato piuttosto bene lungo 12 mesi come nessuna piattaforma digitale sia paragonabile ad un incontro a tu per tu. Fra i commenti dei 3 dirigenti non mancano quelli sulla rete telematica che, se ha permesso di mantenere dialoghi e rapporti a distanza, il forzato isolamento fisico si è presto trasformato in forzato isolamento sociale. All'incontro è seguita la proiezione di No Man, in cammino con Bruce Chatwin, il documentario di Werner Herzog che porta poeticamente gli spettatori dentro l'anima del pianeta. Siamo arrivati alla pagina dello sport con il basket. Dopo la vittoria ottenuta sul filo del rasoio in gara 3 della finale playoff di Serie B, la Web Gesteco Cividale si trova di fronte oggi ad un altro match da dentro o fuori contro l'Aristo Pro Fabriano. Siamo sul 2-1 e a Cividale alle 20 per il team di coach Pillastrini c'è un match da non fallire. Se vinceranno i Ducali potranno accedere a gara 5 che si disputerà mercoledì alle 20:30 nelle Marche. Sarà prezioso il sostegno dei 500 che saranno presenti stasera al Pala Gesteco di Cividale. Un appuntamento da non perdere per i tifosi della squadra friulana che potranno vedere gara 4 questa sera alle 22:30 su Telefriuli. E sempre rimanendo nello sport, si è chiusa ieri con la vittoria di Masnaga, la Coppa Italiana di Basket Femminile Under 18 che si è disputata al Palazzetto Benedetti nell'arco della settimana. Il trofeo è andato come da pronostico a Costa Masnaga che nella finalissima ha battuto le Lupa Basket 94-52. Buon terzo posto delle padrone di casa della Delser che hanno chiuso in bellezza superando nella finalina per il terzo e quarto posto il Brixia Basket Brescia per 69-44. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione delle 19 questa sera. Buon pomeriggio.